Ora forse... Che? Forse a Pippo Pompere, vediamo se... c'è questa cosa di Pippo Pompere. Avete anche un Pippo Pompere. Noi abbiamo un pompiere. Vabbè, perché? Al paese che si chiama Pippo. E sappiamo sentire Pippo Pompere. Vabbè, giustamente. E l'hanno licenziato. Dal corpo. Dal corpo. Dei vigili. A corpo licenziato proprio. Vediamo se riusciamo a farlo reintegrare. Reintegrare. Mettendo a modo, che sta mettendo a modo? Che? Reintegrare. Tu sai dire? Non la immagino. Se muzza camacarali. Reintegrare, vabbè. Speriamo. Hanno licenziato a Coppo. Ma perché? Perché c'è stato un incendio a Catania. Perciò giustamente i pompieri sono andati. Ai quali ci farei 100.000 applausi. Ma come? Gliel'avrei fatto dopo, glielo faccio adesso. Tra l'altro, ovviamente anche per la sicurezza del nostro spettacolo, i vigili del fuoco di Catania sono presenti e io li ringrazio ogni sera a fine trasmissione. Allora praticamente questa palazzina che stava prendendo fuoco, per fortuna non ci sono state vittime. Meno male. Arrivato a un certo punto, a mezzo tutto lo spavento di fiamme e fuoco e fumo. Si affacciava una carusa da una finestra, aiuto! Troppo fuoco! Anche Pippo subito da scala, ci mandava a scala. Pronto intervento. Senza pensare a pericolo, si abbrancia. I vigili del fuoco non ci possono pensare neanche un istante. Non ci possono pensare manco un istante. E sabbiamo dentro di quella finestra. Che? Come? Non lo so, io la ascolto. No, per dire che dopo un'ora ancora non uscivano. Non uscivano. Che i colleghi prima si cominciarono a preoccupare. Ma che è successo? Pippo! Niente. E allora altri due vigili acchiano 4 e 2 scale, che la largasia per 3 scale non c'era. Perciò tirare la prima e c'azzaccare le altre 2 che si partono. Sapevano e lo hanno trovato che faceva l'amore come un riccio. C'è il vigile. Con quella là che chiedeva aiuto. Che perciò lei su non è giusto. Ma che stai facendo? Che cosa stai facendo? Guarda qua è un superiore. Certo. Guarda che stai facendo. Giusto, il superiore lo rimproverava. E che dice no, niente, dice siccome dice stava per svenire, stava per perdere conoscenza, e allora che cosa fai? E fai questo. Si fa la respirazione bocca a bocca. Giusto, certo. E io dice così a cominciare la respirazione. Basta, fermiamoci qui per cortesia. Chiedo scusa a tutti i vigili del fuoco del mondo. Ora vediamo. Ovviamente